Eccoci qui, cari telespettatori, siamo con Sergio Taurino, presidente dell'ADOC Veneto, Associazione Consumatori, e quindi parliamo di un problema purtroppo abbastanza frequente, ovvero beni e servizi vengono acquistati a distanza e non sono conformi ai desiderata, diciamo così. E allora parliamo di recesso, Presidente. Diritto di recesso. Diritto di recesso. Cos'è? Bene, il diritto di recesso è l'unica formula che abbiamo per poter reclamare se i beni o i servizi che abbiamo acquistato non sono conformi alle nostre aspettative oppure hanno dei difetti che noi vogliamo mettere in evidenza. Può succedere, e in questo caso cosa si può fare? Allora bisogna intanto capire dove abbiamo acquistato questi beni e questi servizi, perché se li abbiamo acquistati fuori dai locali commerciali abbiamo 14 giorni per poter reclamare, quindi, o per poter restituire il bene o il servizio che avremmo acquistato. Come si reclama? Si reclama attraverso, diciamo, due forme: o attraverso un modulo che il venditore ti può fornire, dove si mette la firma anche digitale e si rispedisce, e praticamente in due modalità. Io consiglio sempre o PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, sono le uniche che hanno un valore legale. Nel momento in cui dovessimo andare anche davanti a un giudice di pace, a un terzo, no, potremmo reclamare secondo legge. È necessario chiedere il rimborso o ci può essere anche il cambio del prodotto? Allora, nell'acquisto di beni, adesso stiamo parlando del momento dei saldi, no? Il cambio del capo di abbigliamento, delle scarpe, eccetera, può avvenire sempre a discrezione del venditore, mentre invece per il rimborso solo se ci sono dei difetti di conformità chiaramente evidenti, per cui io riporto il bene, lo faccio vedere, portate sempre per favore lo scontrino e portate anche la ricevuta o quello che vi è stato fornito, cercando di non toccare o manomettere. L'anno scorso mi è arrivata una che aveva lavato prima il capo. No, il capo non si può lavare, lo devi riportare come l'hai preso. Quindi vuol dire che non l'hai usato. Esatto, infatti questo, ma anche per, vabbè. E un'altra cosa, quando è che invece proprio non si può esercitare questo diritto? Non si può esercitare il diritto di recesso in due casi. Innanzitutto se è stato negoziato nei locali commerciali, cioè nel negozio del venditore, e poi quando sono scaduti i 14 giorni del termine consentito dalla delibera. Qualora il bene non arrivasse? Se il bene non arriva ci sono due modalità. La prima è quella di un reclamo, sempre si raccomanda entro i 14 giorni con PEC o raccomandata. Se un'azienda, tranquillamente verso l'azienda, riservandosi poi dopo anche il diritto di rimborso, e se invece si tratta di un venditore privato, là incominciamo ad avere un po' più di problemi, perché magari qualcuno non è proprio come si è dipinto nel poterci portare il bene. E allora si va da ADOC, dall'Associazione Consumatori, e ci si fa aiutare il prima possibile. Si fa da ADOC prima di essere tombati, cioè prima dei 14 giorni. Bravissimo, grazie Presidente, grazie, buon lavoro, grazie a voi di averci seguito, a presto.